In Sardegna oggi poco più di un'impresa su 5 è guidata da una donna. È un dato che ci dice che il potenziale femminile nell'impresa oggi è ancora largamente inespresso. Ma il punto non è solo economico, è anche fortemente culturale. Fare imprese, assumere ruoli di responsabilità richiede tempo, energie, disponibilità a esporsi. Spesso le donne si trovano a tenere insieme molte più responsabilità: l'azienda, la famiglia, la cura delle persone care. Per questo il tema non è creare privilegi, ma rimuovere gli ostacoli che ancora oggi rendono più difficile questo percorso. A volte i cambiamenti culturali hanno bisogno anche di regole che li accompagnino. È successo in tanti ambiti della nostra società. All'inizio sembrano forzature, poi diventano semplicemente buonsenso. Ecco perché non dobbiamo demonizzare le quote rosa, ma vederle quale strumento di evoluzione e di cooperazione. Nell'artigianato vediamo ogni giorno imprenditrici straordinarie, donne che creano lavoro, innovazione e valore per i territori. Il nostro obiettivo deve essere semplice: fare in modo che non siano più un'eccezione, ma una presenza sempre più naturale nel sistema economico e nei luoghi dove si prendono le decisioni. Buon 8 marzo a tutte!